avere un documento di valutazione dei rischi realmente adeguato non è semplicemente osservare degli obblighi, vuol dire anche evitarsi degli infortuni sul lavoro, ad esempio, con tutti i problemi che un infortunio sul lavoro determina, non solo sul piano dell'immagine, sul piano etico, ma anche sullo stesso piano economico. Raffaele Guariniello, il procuratore torinese che più di tutti in Italia ha condotto lunghe e dure battaglie nei tribunali in nome della sicurezza nei luoghi di lavoro, così esordisce sottolineando l'importanza del documento di valutazione dei rischi ed entra nel cuore del convegno organizzato da AIESIL con Vega Formazione, svoltosi venerdì 24 aprile 2015 all'Hotel Tulip Inn di Padova. Fare una valutazione dei rischi adeguata vuol dire raggiungere l'obiettivo della sicurezza nelle aziende. Una giornata importante dunque, quella organizzata da AIESIL e Vega Formazione, in cui imprenditori, avvocati, consulenti, RSPP, provenienti da tutta Italia, hanno avuto la straordinaria occasione di approfondire le più nuove e migliori metodologie per elaborare il documento di valutazione dei rischi come richiesto dal Testo Unico sulla sicurezza. Il DWR nasce come obbligo di legge a carico del datore di lavoro per la pianificazione delle misure di sicurezza in azienda. È chiaro che la difficoltà è quella di riuscire a fare un documento completo, comprensibile, breve, come tra l'altro richiesto dalla norma di legge, ma che allo stesso tempo appunto riesca a identificare e analizzare tutti i rischi aziendali. Una mappatura completa del documento di valutazione dei rischi con l'esplorazione dettagliata delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella redazione del documento di valutazione dei rischi. La giurisprudenza in generale, ma la Cassazione in particolare, hanno sempre più accentuato il peso della sicurezza in capo all'imprenditore, che è ovviamente colui il quale ha la completa regia della sicurezza nell'azienda, ma hanno voluto estendere le responsabilità e quindi gli obblighi relativi alla programmazione della sicurezza anche ad altre figure, oltre ai dirigenti e ai preposti, per esempio alla figura dei consulenti. Lezioni preziose per tutti i presenti, durante le quali non sono stati trascurati neppure i suggerimenti per alleggerire i costi di sicurezza aziendale. Allora si potrebbe pensare di creare una rete di aziende, magari piccole, che utilizzano la stessa matrice di sistema che si sviluppa poi tra le varie aziende, così da dividere i costi. In questo modo si fa, rete tra le varie imprese Micron per distribuire per ciascuno i costi per migliorare tutte nella sicurezza. Vista l'importanza e il successo nelle adesioni ottenute dal convegno, l'incontro verrà replicato il 28 settembre a Udine.